Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Ottavo turno di Serie B-Win, Nocerina e Juve Stabia si giocano in questo appuntamento infrasettimanale, il derby campano, qui allo stadio San Francesco di Nocera Inferiore. Esame di maturità per gli uomini di Auteri, reduci dal successo esterno sul campo del Cittadella. La Juve Stabia arriva da 2 vittorie consecutive contro Pescara e Reggina. Padrone di casa senza il capitano De Liguori, espulso sabato. Arbitra Ciampi di Roma. La Juve Stabia a rendersi subito pericolosa con Dani Levicius, bello il controllo, anche il sinistro, attento, Gori. Risponde la Nocerina con il solito brasiliano Farias, il suo destro però è neutralizzato dalla bella parata di Seculin. Ancora Juve Stabia, minuto 8, Zito al cross dentro per il perfetto taglio di Dani Levicius, molto meno perfetta la conclusione, altissima. Minuto 9, ancora Farias per Catania, poi Castaldo, si salva la Juve Stabia grazie al muro di Scognamiglio. Minuto 10, ancora il brasiliano, classe 90, Farias, davvero imprendibile, salta Danucci, si accentra e poi in 2 tempi salva Seculin sulla sua conclusione. Minuto 38, altra bella azione sulla sinistra di Zito. C'è la prima deviazione sulla conclusione di Sau e poi Erpen colpisce malissimo. Minuto 40, Farias supera Danucci, poi Cazzola, pallone che arriva a Bolzan, il suo sinistro però finisce altissimo. Minuto 43, Erpen, bella la sua azione sulla destra, pallone dentro per Dani Levicius e la Juve Stabia va in vantaggio in chiusura di primo tempo. Terzo gol stagionale per il lituano, classe 78, ex giocatore del Livorno. Si infila tra Di Maio e Alcibiade e mette in rete su assist di Erpen. Nel secondo tempo è subito la Juve Stabia a rendersi pericolosa. La conclusione è di Zito che trova la deviazione di Del Prete e Gori si salva molto bene in questa circostanza in angolo. Minuto 8, arriva il pareggio della Nocerina, colpo di testa del difensore goleador dei padroni di casa, Di Maio. Napoletano classe 82, addirittura ne ha segnati 9 con la maglia del Catanzaro con Auteri in panchina. Minuto 16, la Juve Stabia torna però subito in vantaggio, cross di Raimondi, male Gori, palla a Zito che fa 2-1. Dal replay possiamo rivedere come non sia assolutamente perfetta la deviazione di Gori che favorisce il 2-1 di Zito. Entra Mbakogu per Dani Levicius e il nigeriano classe 1992 fa subito 3-1 approfittando ancora di una bella azione di Zito sulla corsia di sinistra. Secondo gol in campionato per il nativo di Lagos. Minuto 39, ci prova ancora la Juve Stabia che ha grossi spazi in contropiede. Sau salta Gori ma recupera in extremis Di Maio, forse il migliore della Nocerina quest'oggi. Minuto 48, ci provano ancora i padroni di casa. Castaldo per Petrilli, pallone a Catania che in qualche modo mette in porta il 3-2. Rivediamo la bella azione della Nocerina, pallone che rimane lì e Catania solo davanti al portiere fa 3-2. Brutta doccia fredda per la Nocerina che perde in casa 3-2, viene superata proprio dalla Juve Stabia in classifica.